Adesso facciamo il taglio del nastro come si è sempre fatto dal 1947, primo anno delle 39 edizioni della Fiera del Santerno, e a tagliare il nastro sono Marcello Grandi, che è stato l'ultimo, possiamo dire, presidente e sindaco della città di Imola a tagliare il nastro, e Giancarlo Sentimenti, che è stato uno dei direttori che ha seguito la Fiera del Santerno. Scuole Carducci, banda cittadina, canterini romagnoli, folla, curiosi e autorità. Potrebbe sembrare davvero il taglio di nastro della 40ª edizione, e invece la Fiera del Santerno di Imola si è fermata al numero 39 da quel lontano agosto 1947, quando fu inaugurata la prima edizione, per terminare con alcune sospensioni intermedie il 6 settembre 1992. Una manifestazione che ha rappresentato per decenni un appuntamento cruciale per raccontare i cambiamenti economici, sociali, politici e culturali di Imola e del suo territorio. Una storia raccontata oggi da Alessandra Giovannini nel libro Fiera del Santerno di Imola 1947-1992, storia di una città, edito dalla Mandragora e con il patrocinio del comune di Imola. C'era bisogno di scrivere questa storia per mettere un punto? Soprattutto perché è una storia talmente particolare, nata in un periodo storico difficile non solo per gli imolesi ma per tutta l'Italia, per tutto il mondo, che poi si è susseguita negli anni, si è trasformata e racconta veramente la storia di una città e dei suoi cittadini da tutti i punti di vista: politico, sociale, culturale, sportivo, anche musicale, anche degli spettacoli. Quindi sì, c'era bisogno, perché non dobbiamo dimenticare i periodi della nostra storia vissuti così intensamente, anche se solo per una settimana, ma era una settimana, 8-9 giorni a seconda dell'anno che vogliamo considerare, in cui veramente c'era non solo l'incontro di cittadini per stare insieme, che questa è una delle cose, se vogliamo, anche basilari di questa fiera, ma anche un momento in cui venivano rappresentati e presentati tanti aspetti di una comunità che viveva e cambiava. Ma soprattutto rappresentava l'occasione, in questo momento appunto post bellico, ma anche dopo, negli anni del grande boom economico, di trovare le innovazioni che ovviamente non esistevano altrove. Era la campionaria della città. Come mai è declinata ed è cessata? Perché è cambiato il modo di presentare ciò che avveniva in una comunità, in una città. Era già il cambiamento di sede dalle scuole Carducci all'autodromo negli anni 80 ha dato un grosso colpo, perché Fiera del Santerno voleva dire scuole, ma non era più possibile già da tanti anni. Troppe richieste, troppi visitatori, quindi già questo cambiamento scuole, autodromo ha dato un po' fastidio, perché era un'altra cosa, si veniva un po' a perdere quella che era, se vogliamo, la tradizione, perché anche questo influisce molto. E poi problemi di soldi, problemi finanziari, e poi anche il declinare di un certo modo di fare commercio. Le fiere campionarie ormai
stavano un po' perdendo il loro valore, e quindi cominciavano a nascere, ed oggi continuano, le fiere tematiche, quindi dedicate all'agricoltura, dedicate al benessere, dedicate alla bellezza, o altre. 1991 non c'è stato niente, un attimo di pausa, poi nel 92 così questa prova generale della campionaria in centro storico, ma ormai si era perso tutto. Allora, filoni tematici, diciamo che il nocciolo forte di questa Fiera del Santerno non è andato perduto, perché la parte dell'agricoltura, ed è per questo che ci stiamo interessando proprio di questo volume, si è codificata in una nuova fiera per quello che riguarda Imola, la Fiera Agricola del Santerno. Ma già allora c'erano grandi esposizioni di trattori e soprattutto esposizioni anche di prodotti, le mostre pomologiche, tutto ciò che deriva dalle nostre campagne, e quindi possiamo dire che la Fiera dell'Agricoltura del Santerno ha ereditato in qualche modo quello che fu la Fiera del Santerno originaria. In piccola parte sì, ma l'aspetto dell'agricoltura nella Fiera del Santerno era un'altra cosa. Oggi la Fiera Agricola del Santerno vive un mondo un po' tutto suo, con l'esposizione soprattutto degli animali, con le proposte, se vogliamo, legate all'agricoltura, con qualche macchinario che viene presentato. Ma lasciatemelo dire, quello che era l'agricoltura nella Fiera del Santerno, era un po' un'altra cosa. Avevamo un cortile completamente pieno di macchinari, c'era un salone, lo stesso, dove ho voluto che si presentasse il libro, pieno, stracolmo dei prodotti, soprattutto frutta e verdura, ma anche vino, dei prodotti del nostro territorio. C'erano tantissimi convegni legati all'agricoltura, alla zootecnia. C'è stato anche il concorso della motoaratura per dirne un altro. Quindi sì, diciamo che l'aspetto agricolo c'è sempre, ma è un po' un'altra cosa. Però insomma è bello pensare che questo nostra caratteristica, la caratteristica di questo territorio, è bello pensare che prosegua oggi nella Fiera Agricola del Santerno. In una frase, che cosa ha rappresentato la Fiera del Santerno originaria per la comunità? Un momento per stare insieme e per capire, valutare, conoscere i cambiamenti della nostra città. Allora lasciamo il finale proprio a loro, i canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi, mentre troneggia ancora l'esposizione di prodotti agricoli proprio come allora, grazie alle associazioni agricole imolesi, Coldiretti e CIA. Spinta cera, mea saxem par da dri. Bati, bati, strecau nos, strecau nos, e bati, bati, alfa Tangan sakata,
in collaborazione con